oltre l'angolo dei secoli, oltre quello della fama e dello stereotipo. Ballarò, non l'unico di Palermo in cui sia ancora possibile udire il vivace grido dei venditori fra le bancarelle, è un mercato che ha trapassato, come una freccia, i numerosi strati del tempo, adattandosi di volta in volta alle sempre mutanti consuetudini del commercio. I figli prendono il posto dei padri, finché i nipoti, spesso orientati verso altri stili di vita, scelgono strade differenti. Essere romantici è difficile quando si ha davanti l'opportunità di una vita più agiata. Per questo motivo Ballarò sembra solo in apparenza sempre lo stesso. Pippo, uno dei quarumari storici del mercato, si è adattato ai cambiamenti sociali ed economici, iniziando a vendere anche qualcosa che vada incontro ai gusti più selettivi dei turisti sempre più numerosi, o di chi tra i palermitani preferisce un panino da consumare velocemente sul posto o da portare via. Di conseguenza anche il grido di Pippo per attirare potenziali compratori, la bagnata, è cambiato negli anni. La sua giornata lavorativa, come la sua stessa vita, coincide con oltre mezzo secolo della vita del mercato di Ballarò. Buongiorno. Ballarò è stata la mia gioventù, praticamente la mia vecchiaia, praticamente la mia vita. Ma io sono Pippo, e tutti sono Pippo, ma io sono Gaetano Gioia. Da 67 anni che sono qua, ho lavorato sempre qua e forse un giorno morirò pure qua. È una cosa momentanea, poi la riempiamo bella piena, abbiamo i clienti mattutini e allora non li lasciamo andare via. «67 anni fa sono nato. Piazza Carmine, di fronte alla chiesa del Carmine. Ballarò dov'è? Piazza Carmine. Potevo fare tante altre cose, ho fatto il cippaiolo. Non me la sono sentita di abbandonare mio papà. Mio papà aveva come sostegno di lavoro solo me. Le mie sorelle, due erano più grandi, erano fidanzate e non lavoravano qua. E aveva, come sostentamento di lavoro aveva me solo. Era o scendi o sali. Mio nonno ha comprato qui quando mio papà aveva nel dopoguerra, quando aveva i suoi 26-27 anni ha comprato qui. Con i miei figli ora sono 4 generazioni. Io ho 5 nipotini, 5 generazioni, 3 maschietti e 2 femminucci. ¡Oh, venimos! ¡Oh, venimos! ¡Es cantado a mí!
Vedi, io l'ho fatto il dito. Cosa vuol dire? È rimasto contento. Anticamente lo chiamavamo un mazzonetto con buone, ma non è altro che la quello mi approva. E qua abbiamo la famosa trippa alla limitana. Il pane con la mizza l'ho intrapreso una decina d'anni fa. Ho sentito il bisogno di darmi da fare e ho messo pure il panino con la pizza. Questo è stato lo sponsor dell'Italia agli europei e per questo che abbiamo vinto gli europei. Mi è rimasto impresso, ma molto impresso, quando nel marzo dell'anno scorso sono rimasto fermo senza lavorare. Mi è dispiaciuto molto perché mi sentivo inutile. Adesso che lavoro va molto bene. Il famoso panino con pizza! Il più bel panino! Il più buono! Il panino con pizza! Il cibo di strada palermitano, diffusamente venduto nei mercati storici come in diverse altre zone di Palermo, sta subendo nelle aree con più affluenza turistica un radicale cambiamento di destinazione. Per diversi motivi, l'acquirente principale diventa infatti il curioso turista, senza una netta distinzione di genere, attirato dai colori e dalla bagnata del commerciante, piuttosto che l'abitante del luogo, di solito più prettamente di genere maschile, che con il rito del pasto comune all'aperto tende ancora a riaffermare, lì dove questo ancora avviene, un ruolo extra casalingo dell'uomo rispetto alla donna, quest'ultima ancora idealmente più accostata, invece, alla mensa domestica. Il cibo di strada può essere anche acquistato e portato via per una condivisione familiare, ma viene consumato quindi soprattutto direttamente sul posto, spesso con il solo uso delle mani. Pippo andrà presto in pensione. Nessuno dei suoi figli continuerà dopo di lui l'attività portata avanti da 3 generazioni. Cambia la clientela e cambiano le pietanze, ma cambia anche il contesto sociale e le aspettative dei singoli. Abbiamo riassunto in pochi minuti non soltanto una giornata di lavoro di Pippo, dall'apertura alla chiusura della sua piccola taverna nel cuore di Ballarò, ma abbiamo narrato un frammento di questo mercato che è composto principalmente da chi ogni giorno, tra mille difficoltà, ha avuto e ha tuttora un ruolo nel continuo respiro del tempo che ne tesse la storia. Ho detto tutto, c'è l'ultima cosa. Io sono interista, tifoso dell'Inter come mio papà. Mio papà si vedeva le partite dell'Ambrosiana e poi Inter. Mi faceva vedere le partite della Coppa dei Campioni quando abbiamo vinto la Coppa, 2 Coppe dei Campioni consecutive, 61, 62, 63, 64, con il grande Suarez. Forza Inter, sempre, per sempre, fino alla morte.